Esattamente, io mi presento, sono Riccardo Marchi e lavoro come field marketing per FMC. Oggi vi parlerò di Exirel, il nuovo insetticida per il controllo dei principali fitofagi della vite. Exirel è a base di Ciazipyr, una nuova molecola che fa parte della famiglia delle antranilamidi, come fondamentalmente il Coragen e quindi il Rynaxypyr, che è il primo principio attivo che ha fatto nascere appunto questa famiglia dal punto di vista dell'impiego degli insetticidi, e proprio come il Rynaxypyr è attivo sugli insetti ad apparato masticatore, quindi parliamo di lepidotteri e coleotteri. Però a differenza del Rynaxypyr, nel caso di Exirel abbiamo un'ottima attività anche su quello che riguarda il controllo degli insetti ad apparato pungente succhiante. Ciazipyr, proprio per gli insetti ad apparato pungente succhiante, di cui parleremo tra un attimo, è considerabile un vero e proprio nuovo meccanismo di azione, no? Perché dal punto di vista regolatorio ormai per coccinigli afidi e insetti di questo tipo, quindi fitomizzi, abbiamo più o meno gli insetticidi della famiglia dei neonicotinoidi o a meccanismo di azione simili neonicotinoidi che vanno a lavorare su questi target. Exirel invece è un vero e proprio nuovo meccanismo di azione proprio su questo tipo di target. Il nome ISO è ciantriliprole, come potete vedere dalla slide, il gruppo IRA che è il gruppo 28, lo stesso gruppo del Coragen, perché l'azione è sui canali rianodinici, quindi interferisce sui flussi del calcio a livello muscolare, bloccando in primis l'attività trofica dell'insetto e successivamente anche la mobilità. È estremamente selettivo sulla maggior parte degli insetti utili, agisce per ingestione ed è traslaminare. Queste due caratteristiche insieme alla natura stessa della molecola fanno sì che sia ideale per i programmi di lotta integrata, soprattutto dove deve inserire gli insetti utili, proprio per la sua alta selettività. Dal punto di vista dell'acute oral LD per il ratto, quindi della dose letale, per capirci, siamo a una tossicità estremamente bassa, dove la morte del ratto in questo caso viene causata da una quantità maggiore di 5.000 mg chilo di attivo. La tossicità è così bassa da non essere neanche richiesta l'acute reference dose. Dal punto di vista registrativo è stato registrato il 7 agosto del 2025, e faccio una piccola precisazione perché nella registrazione iniziale era presente solo la Lobesia botrana per quello che riguarda la vite. Il 4 febbraio è arrivata invece la nuova estensione di etichetta in termini di pest con l'aggiunta degli insetti che vedete in neretto, quindi di Planococcus, Empoasca, Jacobiasca filenus, Philocnistis, Antispilla e Anomala vitis. Il dosaggio rimane quello di 0,34 litri ettaro per tutti i pest, si impiega dopo la fioritura, quindi dalla legagione alla maturazione, con un trattamento ogni 3 anni. E chiaramente fa abbastanza risonanza il cominciare a vedere prodotti commerciali che hanno questo tipo di limitazione, però ricordiamoci che il panorama regolatorio europeo è un panorama tra virgolette che ha le maglie talmente strette dal punto di vista della registrazione che purtroppo dovremo abituarci a leggere etichette di questo tipo. L'intervallo di sicurezza è di 10 giorni. Adesso vediamo un po' di prove relative all'efficacia di Exirel. In primis vediamo una serie, il grafico che vedete è una media praticamente dei risultati di 14 prove registrative che sono state effettuate nel sud Europa. In Italia i centri di saggio per la registrazione sono stati Agreas Geagri 2000, e come vedete nella seconda colonna l'Exirel 60 ml ettolitro, che di fatto è la dose ettaro di 0,34 litri, ha avuto un'efficacia sulla tignoletta del 95%, per cui ad oggi è l'insetticida più efficace in assoluto che esista sulla tignoletta. Va applicato come il Coragen a inizio ovideposizione, perché ricordiamoci che per quello che riguarda i lepidotteri la modalità di azione è esattamente la stessa, quindi va applicato prima che l'uovo venga ovideposto, in maniera tale da avere la certezza di andare a intercettare la larva appena fora l'uovo.
Guardiamo un attimino la prova su Empoasca vitis, qui vediamo che, vi anticipo che questa prova è stata svolta con target forme giovanili, è stata effettuata l'applicazione e il rilievo è stato effettuato 21 giorni successivi, quindi 3 settimane dopo. Vediamo l'Exirel nella prima a 60 ml ettolitro, che è la dose a cui è registrato, ha avuto un'efficacia del 90% pari alla lambda cialotrina, ok? Quindi nel caso dell'Empoasca vitis è risultato sulle forme giovanili esattamente efficace quanto un piretroide. Guardiamo un attimino invece Planococcus ficus, questa è una prova eseguita da Agrea nel 2025, quindi l'anno scorso, ci troviamo nel Veronese. Sapete che l'anno scorso è stata un'annata un po' anomala per quello che riguarda la biologia del Planococcus ficus, perché mentre tendenzialmente la migrazione di seconda generazione avveniva tra metà di giugno e fine di giugno, l'anno scorso, date le temperature, abbiamo avuto una migrazione successiva, tanto è che il trattamento è stato effettuato di tutte le tesi l'11 di luglio. Qui abbiamo 4 tesi a confronto. Abbiamo l'Exirel a 0,34 litri ettaro con un'aggiunta di olio di colza, il trattamento zona grappolo. Seconda tesi, Exirel 0,34 litri ettaro, sempre con olio di colza applicato a tutta chioma. Il Sotara, che sarà un nuovo insetticida che ancora non è registrato su vite, a base di acidi grassi o essenziali, che possiamo considerare come un lavaggio, come uno standard biologico, e lo standard di riferimento a 1,5 litri ettaro. Vediamo un attimino quelli che sono i risultati. Allora, qui vedete 2 colonne. La prima colonna è riferita al controllo che ha avuto l'insetticida in termini di abbattimento del numero di grappoli colpiti. La seconda colonna, quella rossa, praticamente spiega il controllo che ha avuto l'insetticida in termini di abbattimento delle neanidi. Vediamo che il non trattato alla vostra destra, la colonna arancione, ha il 23% di grappoli colpiti da cocciniglia e ha una media su 100 grappoli tra colpiti e non colpiti di 1,8 neanidi. Okay? Quindi il non trattato aveva una presenza importante di cocciniglia. Com'è andata la prova? Vedete appunto la prima coppia di colonne dove Exirel applicato in zona grappolo ha avuto un'efficacia del 50% in termini di abbattimento del numero di grappoli colpiti, ma dell'80% in termini di abbattimento delle neanidi. Okay? Quindi un'efficacia importante. Il trattamento a tutta chioma che vedete nella seconda coppia di colonne è praticamente andato allo stesso modo, quindi 50% di efficacia sui grappoli colpiti e l'80% di efficacia sull'abbattimento delle neanidi. Il Sotara, che possiamo considerare come un lavaggio, uno standard biologico, ha avuto un'efficacia circa della metà, e lo standard è andato esattamente come Exirel, quindi possiamo dire appunto che Exirel è in linea con quello che è lo standard per la gestione del Planococcus ficus. Per quello che riguarda i posizionamenti, qui vedete un esempio dove Exirel va applicato all'inizio del volo di seconda generazione oppure all'inizio del volo di terza. Sapete che giugno è il mese delle cicaline, compresa Empoasca vitis e Jacobiasca libica. Se applichiamo a inizio ovideposizione, quindi tra il 15 e il 20 di giugno circa, andiamo chiaramente, se abbiamo cicaline, a prendere anche le cicaline. Nel caso invece del Planococcus ficus, proprio perché la biologia del Planococcus ci obbliga a fare dei monitoraggi continui nel vigneto, andiamo a posizionare leggermente più avanti rispetto a quello che facciamo sulla Lobesia, quindi andiamo a applicare sull'inizio della migrazione della seconda generazione, che nel caso dell'anno scorso è stato l'11 luglio, però per esempio 2 anni fa tendenzialmente la migrazione era stata anticipata attorno al 20-25 di giugno, quindi in funzione della migrazione si fa il monitoraggio e si applica. È chiaro che Planococcus ficus è un pest sempre più importante, che sta diventando appunto, si sta espandendo su tutti i vigneti e diventa quindi fondamentale sì applicare gli insetticidi, però considerare la gestione di questo fitofago chiave da un punto di vista di vera e propria difesa integrata, quindi confusione sessuale come integrazione oppure lancio di insetti utili per riuscire a contenere in maniera ottimale l'insetto. Quindi facendo un riassunto, Exirel ha un'azione cross spectrum perché lavora sia su insetti ad apparato pungente succhiante che su insetti ad apparato boccale masticatore, è efficace sui principali fitofagi della vite, quali tignoletta, coccinilla farinosa e cicalina verde, è una formulazione particolare per cui non puzza fondamentalmente, è assente di odori, persistente e resistente al dilavamento, selettivo nei confronti degli insetti utili, per cui consideratelo come
un'arma indispensabile nella gestione del Planococcus, in abbinamento in caso serva agli insetti utili. Dal punto di vista residuale il profilo è molto favorevole e di conseguenza diventa un ottimo alleato per i programmi di difesa integrata. Io con questo ho concluso.